la parte più settentrionale dell'isola, Monte Acuto, un luogo tra l'altro dove c'è una bella tradizione anche di canto a tenore in questo luogo, quindi anche molto piacevole per questo. Per andare poi invece nell'area del Chorus, del Logudoro, con Ittiri, che oggi si proporrà il ballo con l'organetto, ma hanno una bella tradizione di ballo accompagnata dalla voce, dalla chitarra, dalla fisarmonica, e poi avremo il coro, ecco, una bella realtà dal punto di vista corale, musicale, il coro polifonico Esconcias, proprio di Quartucciu, che ha un programma molto interessante, ma lo disveleremo nel corso di questa serata. Poi si proseguirà proponendo il capoluogo barbaricino, se si parla insomma di tradizioni musicali, folcloriche, la festa del Redentore, il luogo dove dal 1901 c'è la più grande occasione di incontro dei patrimoni regionali. Il gruppo Santupredu è una di queste rappresentanze culturali e folcloriche della città di Grazia Deledda. E poi chiuderemo con un altro aspetto molto importante, con un altro luogo che ha una importanza sia nel ballo, nella trasmissione del ballo stesso, ma anche dei suoni, delle launedas, insomma Collinas racchiude molte di queste esperienze e chiuderemo insomma i balli con loro. Poi ci sarà il canto a chitarra con Emanuele Bazzoni e Franco De Sena, al quale io vorrei già rivolgere un applauso di saluto, Alessandro Carta alla chitarra, di Roberto l'abbiamo detto, insomma a ballare concluderà questo aspetto, questo appuntamento, quindi mi pare che ci siano veramente tutti gli ingredienti per fare una bella serata e trascorrere una bella serata insieme. Grazie davvero Jessica, a tutta la squadra e la famiglia del gruppo Campidano di Quartuccio, e io direi, se Monti siete d'accordo, noi possiamo anche già iniziare. Dov'è Susana Dori vostra? Eccoci qua, vieni. Mattia, accomodati pure, così insomma cominciamo. Ovviamente il pubblico, sì, ci stiamo tutti in questo spazio, perché poi magari se arriva anche altra gente andremo anche giù in fondo, però qui ci stiamo bene, cioè siamo belli raccolti insieme, per cui inizieremo con Monti anche per un dovere di ospitalità, visto che arrivano da più lontano di tutti, insomma, e quindi man mano poi si possono liberare. Interessante l'aspetto legato a Monti, non soltanto per il recupero che hanno fatto dell'aspetto del vestiario popolare, ma proprio per quelle tradizioni legate appunto, come vi dicevo, al canto a tenore, che oggi non è presente con il gruppo di San Paolo, ma è importante insomma sapere che anche in questo luogo c'è una diffusione così significativa insomma rispetto a questi temi. Il ballo su Balluzzopu, che è caratterizzato insomma da una sorta di sottolineatura della cadenza ritmica stessa del ballo, sarà il primo dei due balli che avremo occasione di vedere. La musica è affidata, come vi ho detto, a Mattia Murru con il suo organetto diatonico, che conosce bene insomma tutte le sfumature di questo ballo, e quindi iniziamo la nostra festa, la terza edizione del UFS Fest, con proprio gli amici di Monti del gruppo San Paolo. Mi fai poco spazio, ma poco. Monti.
Bravi!